Io direi che chi delinque sì, deve andare in cella, ma a casa sua, nel senso che deve ricordarsi da dove è venuto e magari far chiudere i beni accordi a livello internazionale e fare in modo che se tu sei un cittadino del mondo torni in cella a casa tua, perché è inutile avere i delinquenti e mantenerli nelle nostre celle. Bene il DASPO urbano, ma serve anche un secondo step, spiega il presidente della regione Veneto Luca Zaia. Sì, perché ogni condannato deve scontare la pena a casa propria, una norma, quella sul DASPO, che ha raccolto i favori di molti primi cittadini, ma che secondo Zaia potrebbe non essere ancora sufficiente a riportare le città in condizioni dignitose. Nel corso della conferenza stampa per la presentazione del biglietto unico che permetterà di andare dalla laguna alle montagne collegando ogni angolo del Veneto con un unico ticket, il governatore si è anche soffermato sul tema referendum. I veneti si esprimeranno con un referendum che sarà la pietra miliare per partire per un percorso virtuoso di richiesta di modifica della Costituzione, visto e considerato ci metteremo mesi, anni, ma comunque noi vogliamo che il Veneto sia autonomo come Trento e Bolzano. Ma a tenere banco in queste ore è anche l'impugnazione del governo della legge regionale che definiva il popolo veneto una minoranza nazionale, prevedendo che ad esso spettassero i diritti per le minoranze stabiliti dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa. Dopo l'impugnazione facciamo la difensiva. Voglio ricordare che questo governo ci ha impugnato anche il referendum per l'autonomia e la Corte Costituzionale poi ha dato ragione a noi.